altro importante traguardo è quello che avete raggiunto, è quello di essere riusciti a suonare, a portare la nostra sicilianità all'Expo di Milano. Sicuramente è una cosa imprevista che non ci aspettavamo, ma che abbiamo avuto il piacere di realizzare. È stata una bellissima esperienza, abbiamo portato la musica, abbiamo portato i nostri video, abbiamo dato un po', come dire, della nostra terra i sapori, i colori che ci contraddistinguono nella nostra... Posso mischiare le carte un attimo? Scusa, no, togliamo... Due di picca e mettiamo il due di coppe e passiamo a due. Mischiamo le carte. No, voglio tenere. No, tengo io. Non hai fiducia? No, assolutamente no. Vai. E allora, qual era la domanda? La domanda è che bella esperienza avete fatto lì a Milano. Sì, ma già questo ha detto tutto lui. Avevo qualche altra domanda di riserva? Allora, quando siete tornati, come siete tornati? A piedi o con la macchina? Bastonati o non bastonati? Ma guarda, bastonati, abbiamo dato le bastonate noi, nel senso che siamo soddisfatti perché siamo riusciti, ed è quello che ci prefiggiamo da tempo, a portare la Sicilia, ai siciliani comunque che sono al nord, ma anche a chi è rimasto a guardare incuriosito i nostri videoclip. Fra l'altro abbiamo anche presentato in anteprima il videoclip di Colapisci, che è stato proiettato su un video wall gigantissimo, quindi abbiamo portato Marittimo anche all'Expo in questo caso. Bene, a proposito, dato che hai anticipato il discorso di Colapisci, venerdì sera c'è la proiezione di questo video qui ad Alcamo per tutti gli alcamisi e per tutti gli amici dei Calandra e Calandra. Il 25 settembre alle ore 20:30 presso la sede dell'Europol, che fra l'altro è una delle ditte sponsor che ci ha aiutato a realizzare questo videoclip, presenteremo agli amici, alle persone che ci vogliono bene, a quanti comunque vogliono vedere in anteprima il video perché l'ingresso è libero, faremo una piccola conferenza stampa, un mini concertino per portare un po' di musica nostra e presenteremo appunto in anteprima il videoclip. L'ingresso è libero, quindi vi aspettiamo tutti. Peppe, io so che in cantiere c'è... Scusa, mischiamo le carte. Mischiamo di nuovo le carte. Io so che in cantiere c'è qualche altra cosa, puoi anticiparci quello che è i vostri programmi per il futuro? Sì, diamo un piccolo accenno, c'è in preparazione un altro video. Abbiamo su un brano nostro inedito, per cui entro l'anno speriamo anche di chiudere il nostro CD, per cui ci saranno altri 3 brani che in fase di produzione e che dire, continueremo e vogliamo continuare su questa strada. Nuove conoscenze fatte all'Expo, quindi c'è in programma veramente qualcosa di grosso, Maurizio? Sì, diciamo che al nord si aprono prospettive inimmaginabili, nel senso che ci fa rabbia comunque dire questo perché da qua potrebbero partire tantissime iniziative, ma dobbiamo andare appunto a Milano per prendere contatti. Ma noi vogliamo ringraziare, e ne approfitto delle telecamere, intanto per ringraziare il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, che ci ha voluti fortemente all'Expo. Ringraziamo il sindaco di Marittimo, Giuseppe Pagotto, invece, che ci ha dato fiducia per la realizzazione del videoclip Colapisci. E ricordiamo ancora una volta che la regia è stata affidata ai fratelli Baldo e Fabio Messina, quindi questo è un momento di ringraziamenti per tutti e vi aspettiamo domani sera presso la sede dell'Europol per vedere in anteprima Colapisci.